dicevo, della moda. Iniziamo con la prima sfilata, quella di Pinky, ed è un negozio di abbigliamento situato a Museo di Piave che tratta per la maggior parte articoli low cost, molto diffusi anche nei social. Per questo anche la vendita online sta prendendo molto piede, nonostante sia nato da poco. Proprio durante il primo lockdown, pensate un po', tante attività hanno così reinventato, si sono reinventate proprio durante il lockdown, e Pinky è una di queste. Gli outfit sono molto grintosi e colorati, spaziando dal completo da ufficio al vestitino d'aperitivo, arrivando anche all'abito da sera. Altro punto di forza è dato dai prezzi accessibili davvero a tutti, che consentono di avere l'outfit giusto ad ogni occasione. Visitando la pagina Instagram pinky_q_e potete farvi un'idea vedendo tutti gli outfit indossati, e durante questa serata troverete dei coupon sconto che potrete usare sia nel vostro fisico che appunto in quello online. Ma allora siamo curiosi di scoprire alcune delle proposte qui in Villa Ducale di Pinky. Questa bellissima serata, però vi invito ovviamente a seguire anche nella pagina Instagram e Facebook, perché ovviamente lì ci sono anche tante altre proposte. E da un brand all'altro passiamo adesso a Studio Luxury 2000. Raccontiamo un po' anche di questa realtà, perché hanno deciso di chiamare proprio questo negozio Studio Luxury 2000 per lo studio, per tributare il giusto omaggio a questo settore, il settore della moda, che è fatto di amore, arte e passione come pochi. E poi l'hanno chiamato Luxury perché ogni capo commercializzato racchiude una storia e una scelta che lo rende prezioso. E 2000, in quanto il progetto è nato nel nuovo millennio, che è segno di profondi cambiamenti.
È nato precisamente nel 2015 a Milano con l'obiettivo di vestire la donna giovane e distinguerla dalla massa con materiali esclusivi e particolari in tutto il Made in Italy. Dal 2021 il marchio si espande con compiti differenti come Model Agency, uno staff di personal shopper è a vostra completa disposizione per aiutare le persone anche più esigenti. Seguiteli ovviamente nelle loro pagine social Instagram e Facebook, ma intanto godetevi la sfilata di Studio Luxury 2000. Adesso è arrivato il momento di un altro brand molto importante che coniuga il glamour con lo sport, perché questo brand rappresenta davvero quanto di più innovativo e curato in termini di tecniche, di test, di tessuti tecnici, con un design unico e dal taglio sartoriale dedicato alle donne. È una propria ventata di stile e di glamour per la donna iscritta nel mondo del padel, del tennis, del fitness, che vuole essere alla moda però anche mentre fa sport. Si chiama Foolish, che è ideato, progettato con grande passione e dedizione da Federica Carraro, che è la nostra giuria e che ci ha portato diciamo in quasi tutte le tappe di Miss Aurora, quindi davvero l'abbiamo conosciuta, abbiamo visto anche le varie evoluzioni, abbiamo visto anche il bikini, nella seconda uscita quella in bikini realizzato proprio da Foolish in esclusiva per Miss Aurora. Questo è un brand davvero che ci porta all'interno dello sport, non mai dimenticandosi di essere glamour e di essere alla moda. È un nuovo modo di interpretare i capi, che ribadiamo essere capi assolutamente bellissimi, tessuti tecnici molto realizzati ovviamente qui, quindi davvero qualità altissima, made in Italy, con la finalità di vestire ovviamente tutte le donne che si allenano con impegno. Brain, Heart and Brand School, questa signore e signori è Foolish.
mentre facciamo sport, quindi grazie a Federica Carraro per Foolish. Ti chiedo gentilmente di venire qui con noi perché ti vogliamo vedere e vogliamo ovviamente ringraziarti per aver portato anche questa sera questo brand che davvero parla molto di te, ma parla anche di tutte quelle donne che ovviamente vogliono essere alla moda e mi piace rimanere in forma. Buonasera a tutti, grazie, buonasera. Beh, mi sarete chiesti perché in Charleston, allora come avete visto ho completato diciamo i completi di Foolish con degli accessori legati agli eventi, proprio per l'ispirazione anche solo profondo, grazie, l'ispirazione di questa bellissima cornice musicale e quindi perché no, perché poi anche le ragazze si sono prestate a questo gioco diciamo così di presentazione al finale di fronte alla giuria. Sì, Foolish è un modo per essere vicino alle donne, ma non solo alle donne, perché mi viene continuamente chiesto anche da parte degli uomini e quindi nascerà a breve, anzi sta già nascendo, Foolish Uomo, in qualsiasi ambito dello sport. E il mio motto è sempre stay angry, stay foolish, ci sono tante novità, tanti nuovi modelli che stanno per arrivare e quindi poi li potrete trovare all'interno del sito che è www.foolishsport.it e vedremo tutto. vedete tutto, anche poi la pagina Instagram foolish_, e mi trovate comunque, e poi anche ci saranno novità anche da parte di alcuni negozi che sono interessati al brand e poi ci sarà anche la vendita. Benissimo, e allora insomma avremo modo davvero di vedere i tuoi capi meravigliosi. Sì, mi lo auguro, spero che il 2022 che ha portato questa novità mi porti tanto quanto altro successo anche nel 2022. Te lo auguriamo anche noi. Grazie mille a Federica Carraro, grazie a Foolish. E ancora noi andiamo avanti, è arrivato adesso il momento di un altro brand. In perfetta sintonia tra moda e arte nasce nel 2018 una giovane azienda italiana situata in provincia di Treviso da una coppia, anche della vita, Giusy Sweet e Giovanni Marigo, e fondano Giusy Store, il negozio nel quale potrete trovare stili di altri tempi come vintage, mescolati con i nuovi e anche artigianali, accessori griffati, borse, cinture, gioielli uomo e donna, autentici come calzetti Moschino, Prada, Versace, Gucci, Barbie, Louis Vuitton e molti altri, come però anche una produzione di accessori moda per il mannequin style. Giusy è la passione vera e propria per le grandi firme, nasce lavorando in brand come Roberto Cavalli e Sciarino e decide così di approfondire il settore conseguendo anche un master presso lo Yale Criminale. È l'Istituto Europeo di Moda e Design come Fashion Buyer. La sua professionalità e autorevole giudizio viene richiesto in vari eventi di moda come sfilate e concorsi di bellezza. Ce l'abbiamo anche noi questa sera per la finale di Miss Aurora 2022, l'inizio di una passione come designer e come artista dove successivamente però crea il proprio brand. E allora, questa sera abbiamo parlato di bellezza del territorio, di Veneto, ma parliamo anche però di Made in Italy. L'abbiamo fatto con Foolish e continuiamo a farlo anche con Giusy Store.
per scambiare due parole. Buonasera Giusy, buonasera Giovanni. Allora, ci facciamo un po' più avanti così ci facciamo vedere anche con la televisione, perché siamo in diretta su Telecittà, lo ricordiamo. Allora, Giusy e Giovanni, uniti nella vita, però uniti anche nell'azienda, nel lavoro, ma possiamo dire che la passione è comune, perché la moda vi accomuna, poi anche per il mondo del design, della fotografia, quindi insomma una passione che c'è da tanto tempo che però avete deciso di far conoscere insomma anche a tutti i vostri utenti. Diciamo che la mano è Tutte le realizzazioni che abbiamo visto questa sera, i giubbini, sono dipinti a mano da Giovanni. Un applauso davvero, complimenti Giovanni. Bravissimo. Potremmo dire che sono tutti anche capi unici, pezzi unici. Sono tutti pezzi unici, sono pezzi anche Quindi abbiamo visto insomma una piccola parte di quello che potremmo vedere, ovviamente conoscere da voi. Ricordiamo ovviamente anche i vostri contatti dove possiamo trovarvi. certo, E poi sui social immagino. certo, sia Facebook, Instagram, Giusy Store ovviamente. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi questa sera e per averci regalato questa bellissima sfilata. Grazie a Giusy Swin e Giovanni Marigo, grazie davvero per Giusy Store. Allora, continuiamo adesso con un'altra sfilata, con la sfilata di Magoga Venezia. La produzione di questi brand nasce da una forte mission legata alla sostenibilità ambientale. Stiamo per assistere a una sfilata davvero molto interessante, perché dovete sapere che Magoga utilizza le vele del kitesurf rotte o che sono inservibili, che vengono tagliate, lavate e assemblate per realizzare accessori di abbigliamento e abbigliamento vero e proprio. La produzione è interamente artigianale, è fatta rigorosamente a mano qui in Italia. Ogni pezzo creato è quindi unico e irripetibile, si può lavare, è riparabile, è leggerissimo ed è impermeabile ed è ovviamente interamente una filiera sostenibile a impatto zero. Quindi parliamo di moda, ma parliamo anche di come insomma aiutare, se vogliamo, l'ambiente. È un qualcosa che in questi tempi ci sta sempre molto a cuore. Questa sera vedremo sfilare borse, sacche sportive, giacche e gilet. La produzione è visibile in zona sulla Via del Brenta, nei negozi di mare a Malcontenta, ma questa sera ce le abbiamo qui, alcune ovviamente delle proposte. Signore e signori, apriamo con un applauso Magoga Venezia.
ambiente, di impatto ambientale, di moda e soprattutto di Made in Italy, quindi bellissime davvero queste realizzazioni di Magoga Venezia. Parliamo ancora di Venezia e lo facciamo con il prossimo brand, Sartoria dei Doci di Venezia. Stasera presenta i capi di punta della sua produzione per l'autunno e inverno, alcuni dei quali ci riportano alla vera tradizione veneziana, come ad esempio i tabarri a ruota intera in lana battuta e gli scialli in lana, con lunghe frange ricamate a mano, uno per uno, come la tradizione vuole. Vedremo quindi sfilare dei capi davvero unici, mantelle in lana ispirate negli anni 70, come i caftani butterfly in velluto con fantasy vintage, un cappotto kimono in lana merino bianco ricoperto di rossi a mano, cinese polverini per la mezza stagione, e la produzione è interamente e accuratamente fatta a mano. Il negozio si trova a Venezia oppure nel punto vendita Gatto di Mare qui in Riviera del Brenta a Malcontenta. E allora, signore e signori, facciamo un bellissimo applauso per Sartoria dei Doci Venezia. Complimenti davvero per questi capi meravigliosi. Parlano di Venezia effettivamente. L'intenzione era quella di andare a riprendere delle tradizioni quale il fanno veneziano, il tabarro, di proporre in una chiave più moderna. Anche i caftani nostri sono una riedizione di un modello di Petrella 71 che noi rifacciamo con materiali nuovi e tessuti moderni per riproporlo, perché sono cose che fanno parte del nostro patrimonio. Poi per quanto riguarda la droga ci teniamo un discorso ecosostenibile, abbiamo portato che ci lavoriamo da 5 anni, quindi andiamo a riprendere questi materiali che servono in discarica, che servono comunque di inquinare i mari, li recuperiamo, li laviamo insieme, andiamo di piano degli accessori e per dare nuova vita, diciamo,
complimenti a Madonna Venezia Staffretti d'oggi Venezia. Quindi facciamo una cosa, Miss Aurora 2021 Emma Van Derne. Ci giriamo ovviamente a favore di telecamera perché tu un anno fa eri proprio qui, di fronte non a questa giuria, però di fronte a un'altra giuria che ha scelto te per ovviamente portare avere questo compito, no? In quest'anno comunque un titolo importante che ti ha sicuramente aperto delle porte, che ti ha fatto conoscere anche tante belle realtà, ma voglio capire dalle emozioni che hai provato veramente quella sera, penso che tu ti possa anche immedesimare in queste ragazze. Io mi immedesimo tantissimo in queste ragazze anche prima che ero nel backstage e tutto. Erano stressate, erano in ansia, erano super emozionate e anch'io ero così, però le ho sempre dato a tutte le ragazze dei consigli perché devono viversela divertendosi. Ok, è una competizione ma bisogna prenderla anche un po' come un gioco e così è come l'ho presa io e è andata bene. Quindi insomma speriamo che abbiano accolto ovviamente anche il tuo invito, ma penso che l'hanno fatto perché sono state giornate stressanti ma anche molto divertenti, nella quale si sono conosciute, bello anche questo dire, no? Dei concorsi di bellezza si conoscono anche tante persone, si creano anche delle nuove amicizie, c'è la competizione, però insomma al di fuori diciamo dalla passerella poi si è anche tutte amiche, questo è molto bello. Grazie davvero a Emma, speriamo che la nuova Miss Aurora possa fare il percorso che hai fatto tu quest'anno e che porti degnamente questo titolo, quindi grazie a Emma Van Derne. Grazie mille. Grazie ancora a Miss Aurora 2021.